etichette per gli allergeni. Questa è un'ansia per il commercio. Sì, perché il commercio e la ristorazione vogliono, devono informare il cliente, ma oggi non lo possono fare, perché non è praticabile un'informazione per iscritto, come invece fa giustamente il produttore. Per poterlo fare c'è bisogno che il governo italiano, come ha fatto altri importanti governi dei paesi europei, dalla Gran Bretagna, alla Germania, alla Francia, all'Austria, alla Slovenia, alla Grecia, alla Croazia, dia la possibilità ai imprenditori di scegliere tra due vie, quella scritta e quella orale quando il cliente lo chiede. Questa seconda è più consona all'attività del ristoratore, è più consona all'attività del negoziante, perché della relazione col cliente fa il suo modo di essere, il suo elemento di forza contrattuale. E bisogna poterlo fare. Abbiamo anche un'importante associazione di consumatori dalla nostra parte che ritiene che limitare la formula scritta sia non solo una sciocchezza, ma del tutto inutile, perché non riusciremmo mai a informare il consumatore come potremmo farlo con la nostra parola, con l'esperienza personale di cucina e di sala. Noi questo vogliamo fare e il governo aveva 3 anni di tempo per seguire questa strada e non l'ha ancora fatto. È inadempiente e noi non possiamo permetterci, soprattutto oggi, di avere un governo inadempiente su questi temi che riguardano in Italia almeno 300.000 imprese.